Bene, eccoci qua. Come sa chi ci segue, siamo sempre alla ricerca di eccellenze imprenditoriali dal territorio. Stavolta parliamo di un'azienda in un settore particolare, tant'è che abbiamo intitolato la puntata Impresa Sanità, perché parliamo di Antoniana Emergenza, che ha sede a Campo San Piero e dal 1975 opera sia a livello nazionale che internazionale. Oltre 40 anni di storia, 110 persone fra collaboratori interni ed esterni, un fatturato di oltre 3 miliardi. Allora, adesso presentandoci, lei mi ha detto noi siamo un prolungamento della sanità pubblica, giusto? Siamo un prolungamento della sanità pubblica, esatto. Noi, Chiedo scusa. Michele Doris, presidente di Antoniana Emergenza. Piacere. Noi appunto siamo il prolungamento della sanità pubblica. Ci occupiamo di trasporti sanitari, siamo nati come società di trasporti sanitari e collaboriamo con le società ospedaliere tramite gara d'appalto pubblica. Integriamo le nostre attività con il servizio ospedaliero. Ecco, voi siete nati come società di trasporto. Noi siamo nati come società di trasporto. Una curiosità molto banale. Le vostre auto possono usare la sirena? Assolutamente sì. Noi facciamo anche servizio di emergenza 118 per l'USL, quindi se lei chiama il 118 nel nostro territorio arriva Antoniana Emergenza. Quindi avete delle ambulanze, quelle che chiamiamo Abbiamo generalmente circa ambulanze. 40 mezzi. Ah, ci picchia. Esatto. Ecco, quando lei mi dice a livello nazionale che internazionale potete raggiungere qualsiasi paese europeo, immagino. Sì, la nostra attività riguarda anche il settore privato, quindi una persona che l'altro giorno siamo andati in Belgio, un signore è caduto dal tir e la società italiana per cui lavora ci ha contattati, ci ha detto riuscite ad andare a prendere il nostro dipendente in Belgio e noi siamo partiti, siamo andati a prenderlo in Belgio, era ricoverato da 2 giorni nel frattempo, l'abbiamo il paziente stabilizzato e portato a casa. Però mi diceva che voi avete anche delle convenzioni con delle società che invece gestiscono degli aerei in ambulanza. Esatto. Allora, quello che si riesce sul trasporto a livello terrestre, non so, Parigi, Belgio, Kosovo, riusciamo a raggiungerlo via terra. Oltre, affidiamo il trasporto alle società di aerei e ambulanza. Ma un aereo ambulanza, cioè è un aereo da turismo attrezzato come un'ambulanza o sono aerei? No, è un aereo. Francamente mi ha sorpreso l'aereo ambulanza. È un aereo che generalmente può portare 6-8 persone, un aereo privato, però in realtà all'interno è un'ambulanza, è una unità mobile di rianimazione. E sono società italiane quelle che gestiscono? Ci sono delle società italiane, sì. Sì. Noi lavoriamo con 2 in particolare. Ecco, voi avete lanciato nel 2018 un nuovo progetto di assistenza domiciliare. Esatto. Leggo, in qualche maniera andando a colmare delle lacune del servizio pubblico, giusto? Esattamente. Quali sono le lacune che avete individuato? Noi abbiamo cercato di dare al cliente privato un'assistenza integrata. Mi spiego meglio. Naturalmente il sistema sanitario nazionale e regionale non può dare qualunque cosa che abbia bisogno l'ammalato, giustamente. Però sottolineiamo sempre che è un'eccellenza a livello mondiale, perché è una cosa di cui andare orgogliosi il nostro sistema sanitario. Sì, esatto. Quindi noi ci inseriamo su quelle attività richiesta dai nostri clienti, l'infermiere a domicilio. Noi abbiamo dei clienti che ci chiedono l'infermiere 24 ore su 24, dei clienti particolari che desiderano avere questo tipo di attività di servizio. Come la sta ponendo lei, sembra quasi una opzione. Cioè uno generalmente ha bisogno di un infermiere, non è che sceglie di avere l'infermiere. Cioè, è una figura professionale particolare. Cioè. Assolutamente, sì. Il paziente preferisce essere ospedalizzato in casa. Ah beh, certo, questo d'accordo. Invece di andare sull'unità pubblica. Sì, questo lo comprendo. No, era perché mi piaceva l'approccio che evidentemente è caratteristico di una persona che di questo fa la propria professione, molto friendly, quando lei ha detto sono che gradiscono avere l'infermiere. Insomma, l'infermiere è una necessità. L'infermiere è una necessità, in linea di massima. Dei clienti vogliono essere tutelati, quindi
preferiscono la figura del professioniere magari di una figura come l'operatore sociosanitario. Quindi voi cercate di, come posso dire, di offrire un servizio di alta gamma. Esattamente, noi ci proponiamo come alta gamma. Ecco, per quello che riguarda l'assistenza infermieristica. Esatto. Beh, è oggi che in Italia abbiamo un problema a trovare infermieri, anche voi siete in difficoltà? Leggo meno. Certo. Beh, La sanità pubblica sta vivendo un sanità problema di organico. attualmente in questo preciso momento c'è carenza di queste figure. Noi abbiamo trovato delle ottime risorse verso il sud Italia, che anche a livello di formazione tanto di cappello, perché abbiamo trovato veramente delle bravissime persone che sono disposti a trasferirsi nel Veneto e dove possiamo garantire i nostri servizi. Quindi voi non riuscite, cioè non fate come sembra, faccia il servizio pubblico che è costretto a rivolgersi all'estero. Riuscite ancora a trovare Noi riusciamo risorse italiane? ancora a trovare risorse italiane, sì. Ecco, è un settore in cui c'è mercato? Secondo me sì, dai dati che abbiamo noi c'è mercato. C'è mercato perché la gente comunque, la gente è sempre più informata, la gente si informa, se non è informata, e pretende giustamente. Quindi dobbiamo dare al cliente un ottimo servizio, con un'ottima professionalità. Secondo lei, io proprio ieri ho moderato una tavola rotonda da cui emergeva il fatto che noi in Italia annualmente, non ricordo il numero esatto, ma professionalizziamo tantissimi giovani che poi, insomma, completato il loro ciclo di studi, non trovando collocazione nel nostro paese, ci salutano e vanno all'estero. In qualche maniera noi investiamo su risorse che poi altri utilizzano. Esatto. Ecco, la sanità privata può essere un'alternativa? Secondo me sì, da come la vediamo noi e con la mentalità privata, assolutamente sì. Anche perché nella nostra azienda forniamo figure professionali agli aeroporti, quindi abbiamo una serie di lavoro continuativo, non dobbiamo aspettare che il cliente ci chiami per fornire la figura, noi cerchiamo di far ruotare anche le persone per dare un lavoro continuo, un tempo pieno in poche parole. Quindi possiamo far ruotare le persone su delle attività che sono strutturate a delle attività che sono meno strutturate, che è la richiesta della domiciliarità, perché magari oggi abbiamo 10 clienti, domani abbiamo 20 clienti da soddisfare, quindi dobbiamo essere molto elastici. E questo lo riusciamo ad ottenere dando delle garanzie alle persone che lavorano con noi. In questi 40 anni di attività, com'è cambiata la richiesta da parte dell'utente? Cioè, mi è facile pensare al trasporto, voglio dire, è una persona che ha bisogno di assolutamente, noi di abbiamo spostarsi, fatto... chiama voi se non può avere l'ambulanza, voglio dire, una volta si parlava sempre della Croce Rossa, poi insomma è diventato una sorta di mito la Croce Rossa. Esattamente. Però le persone che devono spostarsi sono tante, quindi c'è bisogno anche dell'ambulanza privata. Ma oltre a questo servizio, cos'è che oggi chiede? Allora, noi abbiamo fatto di necessità virtù, nel senso che il nostro core business è una piattaforma informatica. Noi ci siamo costruiti in casa una piattaforma informatica. Abbiamo analizzato, abbiamo sbagliato e abbiamo fatto abbiamo vari appalti, quindi con delle necessità diverse di servizio. Appalti con le unità sanitarie? Appalti con le unità sanitarie. Quindi abbiamo creato questa piattaforma informatica con l'esperienza di questi appalti, dove garantiamo innanzitutto la trasparenza con il nostro cliente, perché stiamo parlando di appalti pubblici, quindi di denaro pubblico, quindi in qualunque momento il dirigente dell'ospedale può entrare nei nostri sistemi, ha le password e controlla quello che stiamo facendo in qualunque momento. Quindi tutto questo è nato per la trasparenza e l'ottimizzazione. Quindi con queste piattaforme informatiche che ci siamo costruiti noi in casa, riusciamo ad ottimizzare le nostre risorse per dare un servizio migliore. Abbiamo parlato prima del servizio di ambulanza, abbiamo parlato prima degli infermieri. Quali sono gli altri servizi che la sanità pubblica in qualche maniera appalta?
Può appaltare il servizio di trasporto interno in ospedale, significa spostare i pazienti da un reparto all'altro per fare le visite, quindi noi... Scusi, e quello non riesce a farlo da solo la sanità pubblica? La sanità pubblica lo dà in outsourcing. Beh, è curioso. Cioè all'interno di una struttura pubblica non verrebbe a pensarlo. Certo, quindi anche qui ci inseriamo noi. Sì, sì, certo. Con le figure professionali e anche con la piattaforma informatica, anche in questo caso, per dare tracciabilità e trasparenza. Lei ogni tanto riesce a togliersi il vestito dell'imprenditore e a farsi una domanda sulla sanità pubblica? Intendo dire... Siamo talmente oberati che facciamo fatica. No, perché a voglio dire, farci... anche lei, forse anche lei all'inizio è rimasto sorpreso, come diceva, come appaltano all'esterno spostare un paziente da un reparto all'altro. Mentre il resto è comprensibile. Noi lavoriamo da tanti anni, quindi siamo per noi una grande famiglia, l'USL e noi, non ci facciamo di questi problemi. Collaboriamo in modo ottimale, quindi non ci facciamo di questi problemi. Cerchiamo anche di dare delle soluzioni, perché vedendola da questo punto di vista possiamo dare anche delle soluzioni. Ecco, siete complementari. Siamo complementari al servizio di sanità pubblica. C'è stata un'escalation negli anni recenti nella vostra attività? Noi abbiamo sempre aumentato i trasporti, sia i trasporti interni che i trasporti esterni. C'è stato sempre un aumento. Noi collaboriamo anche con altre regioni con la scusa di trasporti privati. Vediamo le altre regioni. Il Veneto è il fiore all'occhiello. Quindi lei come posso dire, da operatore però certo. Non della sanità pubblica ci può garantire che, come si dice sempre, la sanità pubblica italiana è una delle migliori. La sanità pubblica italiana e quella veneta. E soprattutto siamo fortunati noi nel nord-est. Sì. Grazie a Michele Doris, imprenditore del settore sanità, l'abbiamo verificato fino in fondo da questa nostra conversazione, presidente di Antoniana Emergenza, società che ha sede a Campo San Piero in provincia di Padova. Abbiamo capito che si interessa di servizi complementari a quelli della sanità pubblica, 3 miliardi di fatturato, 40 anni di storia e 110 persone fra collaboratori interni ed esterni, insomma una vera e propria azienda del settore. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A voi alla prossima.